abbiamo chiesto al Parlamento di autorizzarci a spendere 25 miliardi di euro. Ciò dimostra sia la gravità del problema, ma anche la serietà e la determinazione con la quale intendiamo confrontarci, intendiamo combatterlo. Una risposta adeguata alla gravità della crisi e dell'emergenza provocata dal coronavirus è quella annunciata da Pierpaolo Baretta, candidato sindaco a Venezia, ma anche sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze del governo Conte. Pensiamo di stanziare una cifra importante, circa 2 miliardi, per i supporti tecnici, i nuovi macchinari, le mascherine, tutto quello che serve, ma contemporaneamente anche per il personale sanitario, gli straordinari, le assunzioni sia pure a tempo. Un'altra voce importante dei provvedimenti urgenti varati dal governo è dedicata alle ricadute dell'emergenza sanitaria sul lavoro. Estendere la cassa integrazione guadagni per tutti i settori, anche quelli che oggi non ce l'hanno, cassa integrazione in deroga per evitare i licenziamenti. Penso al settore alberghiero che non ha oggi la cassa integrazione, alberghiero, turistico in senso lato, penso alle nostre spiagge di questo territorio, penso alla abnegazione con la quale lavorano e alle difficoltà di queste settimane. Provvedimenti e fondi speciali sono indirizzati anche a famiglie ed imprese. Ecco i congedi parentali a disposizione o i voucher per poter gestire babysitter per chi deve recarsi comunque al lavoro, ma contemporaneamente abbiamo a cuore l'impresa e quindi dobbiamo fare in modo che le nostre imprese abbiano la possibilità di tutela. Decideremo la sospensione dei pagamenti, che sono anche alcuni dei quali sono tra pochi giorni, penso all'IVA del 16 di marzo, ma penso anche ai mutui, e non solo sospenderemo i mutui, ma decidiamo anche che il loro rientro sia graduato nel tempo, sia rateale, in modo tale che non ci sia l'aggravio